Sono Alberto Bertoldo e ho iniziato a fare il falegname fin da piccolo seguendo le orme del padre, giocando inizialmente col legno per il suo profumo. Già nel 2000, anche un po' prima, avevamo iniziato a seguirlo proprio come lavoro professionale, nel serramento, nelle porte e anche nel mobile su misura, dove sinceramente mi piace di più. Fino al 2011, momento in cui abbiamo intrapreso il passaggio generazionale, da lì abbiamo iniziato a aprire la società nuova, io e mio fratello Valentino. Ho deciso di diventare maestro artigiano perché con Confartigianato Vicenza sono venuto a conoscenza di un corso che c'era, mi affascinava molto tutte le tematiche che venivano trattate e allo stesso modo quello che poteva essere il tramandare quello che siamo noi come falegnami e magari poter essere anche punto di riferimento per divulgare quello che può essere il messaggio, l'esempio e la bellezza del legno. Il nostro desiderio è quello non proprio di trasmetterlo diciamo ai figli, ma di trasmettere quella che è la passione, il piacere di lavorare il legno. Perché essere artigiani e perché essere associati con Confartigianato Vicenza? Per noi è un piacere perché è un accompagnamento, è un affiancamento, un sostegno che negli anni è sempre attivo. Nei momenti di difficoltà può essere una guida, nei momenti soprattutto attuali dove le evoluzioni, i cambiamenti sono molto veloci e continui e quindi artigiani sempre sul pezzo.